Sarà Aprica il nuovo gestore dell'appalto della differenziata Rapallo e Zoagli. L'azienda inizierà il servizio il 1° febbraio, introdotta la raccolta porta a porta per i negozi. Con un nuovo parco giochi e il manto in sintetico per il campetto si sono conclusi i lavori di sistemazione alla scuola di Castiglione Chiavarese. Presto il via ad interventi su 2 strade comunali. 3.800 euro e una tonnellata di alimenti. Consegnato ai frati di Santa Margherita Ligure, il ricavato della cena di Natale dei club service del Tigullio sarà utilizzato per la mensa dei poveri. La natività riprodotta in una vecchia cava d'Ardese a Monticelli ha vinto il concorso Mini Presepi. Molti partecipanti hanno esposto le loro creazioni al santuario di Sant'Antonio a Chiavari. L'associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, ricorda il giovane ricercatore a 3 anni dalla sua scomparsa. Il 22 gennaio spettacolo a Camogli, il 25 a Chiavari fiaccolata e incontro con il giornalista Domenico Quirico. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. Il servizio di nettezza urbana per i comuni di Rapallo e di Zoagli sarà ufficialmente gestito da Aprica SPA e questo a partire dal 1° febbraio. Determinante è stato l'esito della sentenza del Consiglio di Stato che ha sbloccato l'impasse legale. Sentiamo. Rapallo e Zoagli sono pronte per partire con il nuovo appalto per la raccolta differenziata. Sarà Aprica, società lombarda del gruppo A2A, a gestire il servizio per i prossimi 3 anni per un appalto del valore di 36 milioni di euro. È stato il Consiglio di Stato a mettere fine ad una lunga battaglia legale iniziata con il ricorso di Aimeri, giunta seconda nella gara, e realtà che in proroga ha gestito il servizio di raccolta rifiuti fino ad oggi. Lo farà fino al 31 gennaio. Dal 1° febbraio entrerà in azione il nuovo gestore, che sarà completamente operativo entro la fine di maggio. Partirà con un sistema all'avanguardia per quanto riguarda la pulizia, per arrivare a completamento del progetto entro il mese di maggio-giugno con la posa in opera dei nuovi cassonetti per la raccolta che saranno dotati di scheda magnetica in modo da consentire l'accesso per le categorie merceologiche dell'indifferenziata e dell'umido. Ad oggi la percentuale di raccolta differenziata a Rapallo è ferma al 55%. La nuova società dovrà raggiungere al più presto la soglia di legge del 65%. Tra le novità introdotte ci sarà la raccolta porta a porta per le attività commerciali. Se i risultati ci saranno, sono previsti incentivi sia dal punto di vista delle tariffe per i cittadini, ma anche utili per l'azienda. Stiamo puntando anche proprio a una riduzione della quantità dei rifiuti. L'appalto prevede una premialità per l'azienda se raggiungerà questi percentuali di raccolta. Importante nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissi la collaborazione dei cittadini, per i quali saranno dedicati 4 operatori per fornire informazioni e aiuto. 4 persone incaricate dall'azienda che dovranno in primo tempo aiutare e agevolare i conferimenti, ma poi potranno anche emettere delle sanzioni, multare. Ci sarà l'aiuto dei droni per monitorare le zone più periferiche e collinari, ci saranno delle macchine civetta con telecamere all'interno che saranno posizionate nei punti in cui avvengono con più frequenza i conferimenti, e tutto questo dovrebbe portarci sicuramente a quel miglioramento generale della situazione che ci auguriamo e che siamo convinti raggiungeremo. Proseguono a Genova gli interventi propedeutici alla demolizione del ponte Morandi. Oggi pomeriggio si sono svolte nuove prime operazioni sul troncone ovest, quello lato ponente. Si è trattato di prove di carico con l'ausilio di 2 carrelli radiocomandati, ciascuno composto dal motore e da 6 assi per un peso di 31 tonnellate. La prova è stata effettuata posizionando ogni singolo carrello in postazioni prestabilite in modo da poter misurare le deformazioni dei singoli impalcati del viadotto. Le fasi successive saranno eseguite domani, domenica 13 gennaio. Saranno utilizzati gli stessi carrelli con l'aggiunta di un contrappeso per ogni carrello pari a 11 tonnellate, ripetendo le modalità di oggi. Per effettuare questo intervento, state vedendo le immagini, è stato necessario chiudere per alcune ore alcune strade del centro di Genova. Le prove, lo
ricordiamo, servono per valutare la stabilità della struttura che sarà poi smantellata pezzo per pezzo. Intanto è di 1.800 euro il ricavato dell'asta di beneficenza con cui sono state messe in vendita le 43 formelle realizzate da altrettanti artisti liguri che hanno abbellito l'albero di Natale nel palazzo della Regione Liguria. I fondi saranno devoluti alle scuole della zona rossa della Val Polcevera. Le formelle che non sono state ancora vendute sono disponibili sul sito fondazionenovaro.it. Torniamo adesso sul nostro territorio. Si è concluso a Castiglione Chiavarese l'intervento di riqualificazione dell'edificio che ospita la scuola materna ed elementare. L'ultimo tassello è stato il nuovo campetto e il parco giochi. Inaugurato anche un posteggio adiacente al cimitero della frazione di Missano. Siamo andati a vedere. Voi qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Festa a Castiglione Chiavarese per l'inaugurazione del nuovo campetto della scuola e del vicino parco giochi. Dal 2010 ad oggi il Comune ha investito 1.100.000 euro di risorse proprie per interventi di riqualificazione suddivisi in 5 lotti funzionali. L'ultimo ha visto la sistemazione della superficie del campetto e l'installazione di una serie di giochi per i bambini. Ad utilizzarli in orario scolastico gli alunni della scuola materna ed elementare, oltre 180 bambini in tutto, mentre dalle 17 l'apertura sarà per tutti. Dovevamo completare perché c'era proprio una mancanza con la pavimentazione vecchia, i giochi non ce n'era e quindi c'era un'esigenza necessaria proprio per fare questo completamento. Dobbiamo ancora mettere gli alberi che ce la doneranno gli alpini di Castiglione e li metteremo per la festa degli alberi. Dopo l'inaugurazione e la benedizione del parco e del campetto, la festa è proseguita nella frazione di Missano, dove è stata inaugurata la nuova area di sosta nelle vicinanze del cimitero comunale, uno spazio necessario per la fruizione in sicurezza del luogo sacro, reso possibile grazie alla donazione di alcuni privati cittadini. I proprietari del terreno, che sono le nipoti Raffo, che io le ringrazierò sempre, in quanto mi hanno donato il terreno. Da lì noi come comune abbiamo fatto questo intervento proprio perché era necessario sia per la sicurezza e che per parcheggiare per poter andare al cimitero di Missano. Ecco. Gli interventi per il comune di Castiglione Chiavarese non si fermano qui. 100.000 euro sono in arrivo per il palazzo comunale, verranno impiegati per la sistemazione degli infissi e per l'installazione di pannelli fotovoltaici. A breve inoltre partiranno i lavori a 2 strade comunali. Abbiamo vinto il bando TFR di Genova per 2 strade da 520.000 euro, un risultato eccezionale, dove faremo la strada che dal Bracco va a San Nicolao per 250.000 euro e la strada che va da Campelli tutto il Frascarese per altri 250. L'importanza di quelle 2 strade lì, oltre ad essere strade interessanti, ci sono tutti musei, ci sono cose architettoniche da vedere, ci sono anche le nostre sorgenti dell'acqua. Attraverserà anche il comune di San Colombano Certenoli il nuovo metanodotto che entro il 2022 collegherà Recco con l'entroterra di Sestri Levante. Per questo i consiglieri di minoranza Solari, Aste e Vaccaro hanno presentato un'interrogazione al sindaco per sapere la posizione dell'amministrazione in merito al tema e di attivarsi per fornire un'efficace comunicazione a tutti i residenti. Veniamo in diocesi. La comunità parrocchiale di Sant'Andrea di Rovereto a Chiavari ha accolto oggi il suo nuovo parroco. Il vescovo ha accompagnato all'ingresso Don Giacomo Canepa, già parroco di Santa Maria e San Biagio di Bacezza. Don Giacomo subentra a Don Stefano Mazzini. Con il nuovo incarico Don Canepa diventa anche rettore del santuario di Nostra Signora delle Grazie. In questi 2 nuovi impegni sarà supportato dall'aiuto pastorale di Monsignor Enrico Bacigalupo. Intanto state vedendo le immagini di oggi. Durante l'omelia Monsignor Tanasini ha ricordato che il parroco porta Gesù e lo testimonia con la preghiera, con la presenza, con i sacramenti, tutti impegni che non ricopre a nome proprio ma come strumento di Cristo. Dopodiché il vescovo ha anche ricordato che le 2 comunità, quella di Sant'Andrea di Rovereto e quella di Bacezza, condivideranno lo stesso parroco e dunque ha invitato ad un cammino di comunione, un modo sempre, ha concluso, per esprimere la vita cristiana. Mentre la comunità parrocchiale di San Pietro di Rovereto, a Zoagli, domani pomeriggio accoglierà il nuovo parroco Don Fabio Mazzino. L'inizio della celebrazione alle ore 15, il nuovo parroco sarà accompagnato dal vescovo. Don Mazzino assume il nuovo incarico affiancandolo a quello di parroco di San Martino di Zoagli e di direttore dell'ufficio pellegrinaggi della diocesi.
3.800 euro e una tonnellata di alimenti è il frutto del service natalizio che ogni anno realizzano tutti i club del Tigullio che si sono riuniti al Villaggio del Ragazzo. Questa mattina si è svolta la simbolica consegna dell'assegno nelle mani di padre Teobaldo per la mensa dei poveri di Santa Margherita Ligure. Vediamo. Questa mattina c'è stata la consegna del frutto degli auguri di Natale di quest'anno. Sì, siamo molto soddisfatti del risultato, tenendo conto anche dei tempi che viviamo, del risultato economico, ma soprattutto del risultato di amicizia, di condivisione, perché comunque sono state presenti molte persone e anche oggi, alla consegna formale, che può essere un momento anche meno sentito, sono venuti quasi tutti i rappresentanti principali dei club e del comitato organizzativo a vivere ancora un momento di amicizia assieme che spero si rinnovi, perché è difficile cominciare, ma secondo me è sempre più difficile rinnovarsi. Ora siamo giunti alla 7ª edizione, io spero che potremo andare avanti anche contando sulle forze più giovani. Come si è avvicinato un giovane a questo impegno di collaborare per una cena di questo genere? Ma inizialmente sono stata invitata quando ero presidente del Rotaract e da lì poi mi sono affezionata all'iniziativa, mi sembrava comunque una bella occasione di aiuto concreta e quindi poi sono rimasta nel comitato organizzatore. Un grazie di tutto cuore a persone che di anno in anno sto conoscendo sempre di più. Alcuni di loro erano presenti con tanta gioia nostra e dei poveri al pranzo di auguri di Natale per i poveri stessi lì a Santa Margherita. Quale può essere il significato profondo di un gesto come questo? Dal mio punto di vista di francescano, il significato profondo numero uno è: esistono persone capaci di donare, perché tutte queste persone hanno donato un bene prezioso che è il loro tempo, il tempo mentale e il tempo organizzativo. È una bellissima sintonia di cuori, di mente e di braccia. Quanti pasti fate al giorno? 35, la media è fluttuante lievemente fra i 30 e i 35. C'è ancora tempo per visitare i presepi allestiti su tutto il nostro territorio. Molti anche quest'anno coloro che hanno partecipato al concorso dei mini presepi al santuario di Sant'Antonio a Chiavari, consentendo al pubblico di ammirare varie realizzazioni e di votare quella più apprezzata. Vediamo com'è andata. Quanto impegno le è costato realizzare un presepe così curato nei particolari e anche così bello? Il presepe è un divertimento, il tempo non si conta. Le sere quando sei dalla televisione o non sai cosa fare, piano piano ti metti, fai il tuo progetto pezzo per pezzo e oggi un pezzo, una casetta, domani un altro e vai in fondo. Che materiale hai usato? Polistirene con materiale dell'edilizia con stucco. Sei contento di questo piazzamento? Sì, direi di sì. Io sono più per i presepi tradizionali. Con quali materiali ha realizzato il suo presepe? Con conchiglie, le varie conchiglie che porta al mare o che pure compriamo anche col mollusco dentro per mangiare. Come le ha messe insieme? E beh, metterle insieme è tutta una questione di fantasia, diciamo che è fantasia. Che soggetto ha voluto recuperare? Ma il soggetto riguarda sempre il mare, perché essendo conchiglie, essendo un materiale morto, a me dà l'idea di farlo rivivere, in poche parole. A che cosa ti sei ispirata per la tua natività? Sono capitata a Monticelli di Cogorno, ho trovato una situazione particolare, quindi con delle cave abbandonate, ormai tutto distrutto, nel senso tutti i rovi, boscaglia. Però ho cercato di ricostruire quello che poteva essere 100 anni fa, quindi appunto il lavoro nelle cave e su questi appunto scarti hanno costruito, dopo aver abbandonato queste cave, delle fasce su cui hanno piantato noccioleti, uliveti, vigneti a seconda comunque delle esigenze di chi all'epoca era su quei territori.
Cambiamo tema. A distanza di 3 anni non si sa ancora nulla sulle cause che hanno portato al rapimento e all'uccisione in Egitto del giovane Giulio Regeni. Il suo ricordo viene portato avanti dall'associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, che ha organizzato 2 appuntamenti per il 22 e il 25 gennaio. Sentiamo. Ha ancora senso, secondo lei, a 3 anni dal rapimento e dall'uccisione di Giulio Regeni, combattere per i diritti umani? Ha senso oggi e sempre di più, in un momento confuso e difficile come quello che c'è anche in questo momento in Italia, non solo nel mondo. Ha senso perché i diritti continuano a essere calpestati, ha senso perché su Giulio non si sa ancora la verità, non si è ancora arrivati alla verità. Ha senso perché in Egitto una donna è stata ingiustamente messa in prigione per tanti mesi, che è Amal Fatih, e che noi vogliamo ricordare. I giovani devono sapere quello che sta succedendo e noi dobbiamo continuare a dare il nostro piccolo contributo. Voi siete nati 3 anni fa qui nel Tigullio, in questo momento il vostro gruppo si è allargato, le persone hanno sensibilità al tema? Il nostro inizio è stato un piccolo inizio, lentamente col tempo le persone hanno avuto fiducia in noi. Io penso che abbiamo dimostrato di essere in grado di portare avanti la nostra lotta e le cose in cui crediamo, e credo che le persone abbiano creduto a questa cosa e ci stiano aiutando. Abbiamo la fiducia delle scuole, degli istituti a cui noi teniamo molto perché continuiamo a fare progetti con loro, quindi credo di sì che sia un bilancio positivo. Voi avete organizzato 2 iniziative, quando si terranno e che cosa accadrà? Allora, la prima iniziativa è il 22 gennaio prossimo al Teatro Sociale di Camogli. Ci sarà uno spettacolo teatrale, Mi chiamavo, incentrato sul tema dei diritti umani, in collaborazione con il Liceo Marconi del Pino e la loro compagnia teatrale, e tratterà di questo tema, di quanti nella loro vita e hanno speso la loro vita per la difesa dei diritti umani, a qualche anno di distanza ma anche vicini a noi. Il secondo appuntamento? Il secondo appuntamento è il ricordo di Giulio, con una fiaccolata che partirà da Piazza Mazzine e arriverà all'Auditorium di San Francesco, dove ci sarà un incontro con Domenico Quirico. Ricordiamo gli orari di questi 2 appuntamenti: il 22 gennaio a Camogli alle 10:30, quello riservato alle scuole, alle 21 aperto a tutti. Il 25 a Chiavari alle 17:30, all'inizio della fiaccolata e a seguire l'incontro col giornalista della Stampa. L'Assemblea dei volontari del soccorso di Sestri Levante ha deciso l'espulsione dai propri militi del giovane che la notte del 6 gennaio scorso ha rubato un'automedica della pubblica assistenza, provocando poi un incidente in autostrada. Durante la riunione convocata d'urgenza, il presidente Thomas Onietti ha letto la denuncia presentata la mattina del 7 gennaio e l'Assemblea, dopo il confronto, ha deliberato l'immediata espulsione del socio che si è reso protagonista di questo gesto. Oltre al furto, questo episodio ha procurato un danno all'immagine e alla professionalità di tutta la famiglia dei volontari del soccorso, ha commentato il presidente. Siamo ancora sconvolti e tristi dell'accaduto, prosegue, ma guardiamo avanti mettendo in campo le iniziative già programmate e in corso di realizzazione nell'interesse della cittadinanza e dei nostri sostenitori. Sopralluogo dell'amministrazione di Chiavari all'Istituto Caboto e al Liceo Luzzati. L'obiettivo era di constatare gli spazi disponibili per l'insediamento delle classi del linguistico Davigo Nicoloso. Il Comune offre la propria collaborazione alle scuole e alla città metropolitana, che ha il compito di individuare le aule da assegnare al Caboto, in modo da sostituire quelle che saranno assegnate al nuovo linguistico. Rivendichiamo il ruolo della città, spiega il consigliere Alberto Corticelli, come principale polo scolastico del Tigullio, sempre più attrattivo per gli studenti del comprensorio. Ed è stato inaugurato oggi, il compleanno di Camillo Sbarbaro, il primo museo multimediale dedicato al poeta, scrittore e lichenologo ligure, nato a Santa Margherita Ligure il 12 gennaio del 1888. Il nuovo museo, Camillo Sbarbaro Scampoli Multimediali, è stato allestito all'interno di Villa San Giacomo, nel complesso di Villa Durazzo. Promosso dal Comune col contributo della Compagnia di San Paolo, il museo è stato realizzato da ETT SPA in collaborazione con 490 Studio. Forte impulso per la sua realizzazione è stata la donazione del fotografo Fernando Galardi, che nel 2016 ha lasciato al Comune quanto Sbarbaro, suo amico, gli aveva donato: foto, scritti e 5 licheni che la sorella del poeta aveva tenuto per sé. Il museo vuole essere un'antologia dell'opera di Camillo Sbarbaro in chiave multimediale. Attraverso l'utilizzo di tecnologie interattive e supporti audiovisivi si rappresentano infatti la vita e gli scritti del poeta. Centrale è l'idea di esaltare il contrasto tra un ambiente domestico riconducibile
riconducibile al poeta e l'utilizzo di 4 postazioni multimediali che ne valorizzino e riattualizzino l'opera. La mostra si propone così il doppio obiettivo di sostenere uno dei più importanti figli di Santa Margherita Ligure e rafforzare l'offerta culturale del complesso di Villa Durazzo. E ora vediamo gli appuntamenti per la giornata di domani. Sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Domenica 13 gennaio, seconda giornata per il mercatino dell'antiquariato a Chiavari. Nel centro storico la manifestazione propone un'offerta variegata, dai mobili ai piccoli oggetti d'arredo. Per la giornata di domenica in piazza Mazzini il mercatino sarà affiancato dalle 60 bancarelle di artisti in strada. Ogni domenica è aperto al pubblico il Museo Diocesano di Arte Sacra, allestito nei locali di piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. In esposizione dipinti, argenti e tessuti. Visite guidate su prenotazione allo 0185 59 051. L'orario per le visite è dalle 10 alle 12. Per dicembre musica dedicato a Rossini, i solisti della Superba Chamber Orchestra della Società Filarmonica di Chiavari accompagneranno il conferenziere Roberto Iovino in un viaggio fra musica e cucina dal titolo Nel salotto di Rossini. Appuntamento alle 11 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Ultimo giorno per Winter Critical Beer a Sestri Levante, 3 giorni di birra artigianale, cibo di qualità e musica. All'ex convento dell'Annunziata l'appuntamento è dalle 12 alle 20. L'evento è organizzato dal Circolo Arci e da un gruppo di appassionati di birra della Riviera Critical Beer. Torna l'appuntamento con l'Open Day della Scuola dell'Infanzia Comunale San Giovanni Bosco di Caperana a Chiavari. Dalle 15 le famiglie potranno visitare l'istituto e conoscere le attività proposte. I bambini potranno partecipare ai laboratori organizzati appositamente per loro. Ultimo giorno per visitare la mostra dei presepi artistici di Fontanegli, aperta dalle 15 alle 18 nell'oratorio di San Giacinto. Voci di pace è il titolo del concerto corale interreligioso che si terrà alle 17 nei giardini Dossetti a Campo Morone. In programma brani dalla tradizione musulmana, araba ortodossa, ebraica e cristiana. Partecipa fra gli altri il piccolo coro Anna e Aldo Faldi diretto da Cecilia Cereda. Lunedì 14 gennaio sarà possibile effettuare le donazioni di sangue, plasma e piastrine nella sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure dalle 8 alle 12. Le donazioni di plasma e piastrine vengono eseguite su appuntamento. Per informazioni 0185 28 79 49. Fortunato Cerlino presenterà il suo libro Se vuoi vivere felice, che racconta la storia di un ragazzino cresciuto nel quartiere napoletano di Pianura. L'appuntamento è alle 12 nell'aula magna del Liceo Luzzati di Chiavari. L'incontro è inserito nell'ambito del progetto Credere dell'Ufficio Scuola della Diocesi di Chiavari. Alle 12.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, consegna del contributo del Rotary Club International per il sostegno alle donne e ai bambini che nel crollo del Ponte Morandi hanno perso il capofamiglia, che riceveranno un assegno per il proseguimento degli studi dei figli. Le storie e le leggende raccolte da Pierpaolo Fuiano nel corso di un viaggio fra Istanbul e la Cappadocia saranno al centro dell'incontro che si terrà a Chiavari nell'ambito dei corsi di cultura. Appuntamento alle 16 nella Sala Livellara, saranno proiettati filmati e diapositive. Scrutare l'universo con le lenti gravitazionali. Questo è il tema della conferenza di Pier Giorgio Prada Moroni, docente all'Università di Pisa. L'incontro è inserito nel calendario dei corsi dell'Accademia Culturale e avrà inizio alle 16 nella sede di Villa Queirolo. Il New York Times ha riconosciuto il Golfo Paradiso al 25° posto nella selezione delle 52 destinazioni più belle al mondo. Una segnalazione di grande rilievo, ha commentato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, che porterà un beneficio diretto a tutto il brand Liguria. Insomma, una carta in più da giocare quest'anno per la promozione turistica di tutto il territorio. E siamo così allo sport, iniziamo dalla pallanuoto, andiamo subito a vedere le immagini di Chiavari Nuoto Rapallo, match di Serie B. Si è giocata oggi la partita nella piscina di Largo Pessagno, la Chiavari Nuoto stava perdendo 9-6 a un minuto e mezzo dalla sirena finale, dopodiché la squadra è riuscita ad acciuffare il pari, dunque partita che è terminata sul risultato di 9-9. Mentre continuiamo a vedere le immagini, vediamo anche gli altri risultati. In A2 maschile girone nord, il Lavagna 90 ha ottenuto un risultato importante, ha vinto 14-6 contro il Brescia. Infine in A1 maschile la Prorecco ha battuto 14-5 il Genova Quinto.
Parliamo della pubalgia, una patologia molto diffusa in ambito sportivo, però grazie alle nuove linee per il riconoscimento dei sintomi, oggi si guarda con fiducia al futuro dell'atleta che spesso può continuare la sua carriera. Se ne è parlato a Chiavari, vediamo. Oggi abbiamo analizzato quali sono le possibilità anche cliniche, diagnostiche e la diagnostica radiologica e strumentale che ci aiutano a porre una corretta diagnosi. E ribadisco la molteplicità dei fattori eziologici, quindi causali, in questo tipo di patologia. C'è stata un'evoluzione della pubalgia allora? C'è stata un'evoluzione enorme, perché se 20 anni fa o 25 anni fa, ma forse anche prima, anche dopo, una pubalgia, una cosiddetta pubalgia poteva interrompere la carriera, addirittura interrompere la carriera o comunque ridurla o limitarla, oggi diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi siamo in grado di portarlo quantomeno a fine carriera e rappresentare anche qualche certo beneficio per la vita futura post sportiva. C'è differenza tra uno sport e l'altro? Ma diciamo che gli sport a più alto impatto traumatico sono quelli che nella maggior parte dei casi determinano dei problemi, venendo gli sport che nella nostra nazione sono più frequenti, soprattutto calcio, basket, rugby, sono quelli che hanno più problematiche, però in realtà a livello mondiale sono l'hockey, sono le arti marziali, sono sport quindi anche che sono un po' fuori dalla nostra quotidianità, che determinano dei carichi molto elevati nell'anca. C'è un consiglio che può dare da giovani ai genitori e da adulti agli sportivi stessi? Non sottovalutare mai dei dolori saltuari che sono intorno all'anca, perché possono essere il primo segno di un processo che, se trascuriamo e diagnostichiamo troppo tardi, può portare a dei problemi molto seri. Lei da sportivo, vabbè, essendo di Pesaro bisogna seguire il basket, ma è uno sportivo vero? Sicuramente sì, il basket è lo sport che ci piace di più, perché nella zona dove io vivo è quello più seguito ed è lo sport che abbiamo anche praticato da ragazzi, però insomma anche il calcio è uno sport che in Italia amiamo, seguiamo e che abbiamo giocato tutti, quindi è bene far caso di in tutte queste situazioni a cogliere precocemente quelli che sono i segni che il nostro corpo ci dà su dei problemi che possono poi peggiorare. E ora il calcio, la Virtus Entella si prepara alla storica trasferta di lunedì sera all'Olimpico di Roma per giocare contro i padroni di casa in Coppa Italia. Questa mattina la conferenza stampa di mister Boscaglia, sentiamo. Che parole servono per preparare questa partita? No, questa è una partita che si prepara da sola. Fortunatamente preparare questa partita dal punto di vista emotivo e quindi motivazionale è molto semplice. Prepararla dal punto di vista tecnico e tattico diventa difficile, perché la Roma è una squadra di qualità, una squadra fisica, una squadra tattica. Apprezzo molto tra l'altro il lavoro di Eusebio Di Francesco. Ce la vogliamo godere, tra virgolette, ma non vorremmo che sia un giorno solo di festa, vogliamo comunque, tra virgolette, impensierire un po' la Roma per quello che c'è dato fare. È normale che sarà una partita dura, sarà una partita difficile, una partita che probabilmente ci vedrà subire il gioco della Roma, ma vogliamo andare lì e cercare di fare del nostro meglio per rendergli la vita dura. Questo è un po' un premio per voi, per i ragazzi. Sarà la spensieratezza la vostra arma? Sicuramente è un grande premio perché i ragazzi lo hanno meritato. Abbiamo sempre lavorato con grande dignità, grande orgoglio, grande sacrificio. Abbiamo eliminato squadre come Siena, Salernitana e Genova, quindi i ragazzi hanno meritato questo grandissimo palcoscenico ed è giusto andare a godere di questa meravigliosa vetrina, ma è altrettanto giusto onorare l'impegno cercando di dare più di quello che normalmente siamo in grado. Ecco. Mister, me lo fa un commento sui tifosi? Saranno più di 500 che faranno questa trasferta e sono numeri importanti per una città come Chiavari. Una delle prime cose che abbiamo detto è quella di riportare la gente allo stadio, cercare di farla rinnamorare dell'Entella o comunque lavorare in direzione appunto di un ritornato affetto. E questo l'abbiamo già visto non solo in campionato, l'abbiamo visto anche a Genova e lo vedremo a Roma, quindi siamo felicissimi di questo, contentissimi di dare anche loro una giornata straordinaria, meravigliosa. Noi vogliamo i nostri tifosi non solo in queste grandissime competizioni, ma li vogliamo soprattutto in campionato, quindi grazie a loro naturalmente e che sia sempre così.
Prima di concludere, un'ultimissima notizia di cronaca appena pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com che parla di alcuni focolai di incendi boschivi che si sono sviluppati nel Tigullio nelle ultime ore. Nel pomeriggio i volontari di San Colombano Certenoli sono stati inviati a coadiuvare lo spegnimento delle fiamme nella zona di Perlezzi a Borzonasca. L'incendio era piuttosto esteso e ha interessato una zona impervia lontano dalle case. C'è stato l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco che ha effettuato 12 lanci. La fiamma era ancora attiva, fortunatamente però senza pericolo per le persone. Domani l'attività di bonifica sarà portata avanti dai volontari del Radio Club Levante. Nel pomeriggio poi una nuova segnalazione per un focolaio a San Colombano Certenoli e attorno alle 19 una nuova segnalazione, questa volta da Paggi. E per concludere il quadro ricordiamo anche che la notte scorsa i volontari del coordinamento di Genova sono stati attivati per un incendio in località Monte San Giacomo. Oggi l'area percorsa dal fuoco è stata bonificata. Si conclude questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.